È un momento molto delicato adesso che andiamo a presentare insieme, anche perché finora abbiamo dato spazio agli abiti, alle creazioni di una moda che proprio nel vestiario ostenta la sua bellezza e la sua eleganza. Ma i gioielli, quelle creazioni, quei momenti d'arte che rimangono, che imprimono anche nella memoria il passaggio di uno sguardo e restano. Questo è quello che accade da sempre all'arte orafa di Nanni Rocca. Nel laboratorio orafo di Giovanni Rocca da oltre 30 anni si producono gioielli in oro e in argento. Sono manufatti tutti pezzi unici, realizzati interamente a mano da Nanni e da Pierluigi Rocca, maestri altamente qualificati, e tutte le loro creazioni sono frutto di un'antica tradizione orafa di famiglia, tramandata di padre in figlio da 6 generazioni e di un'accurata ricerca storica. Per l'occasione, questa sera, verranno mostrati in passerella alcuni dei suoi gioielli più rappresentativi che ripercorrono la storia del gioiello nella nostra isola. E ovviamente non solo la storia del gioiello nella nostra isola, ma anche momenti legati alla cronaca, che sono diventati piccoli momenti di storia che questa Sardegna ha fatto brillare di luce anche al cospetto di occasioni davvero importanti. Ecco perché la Sardegna è bella e perché la Sardegna non si spegne mai. Quindi un applauso a tutti quelli che creano in Sardegna e guardate che cosa succede adesso. Il primo momento è dedicato ai Rosarios, Rosario di Papa Giovanni Paolo II. In occasione della santificazione di Papa Giovanni Paolo II, vi proponiamo il prototipo in dimensioni ridotte del preziosissimo rosario in oro e corallo creato da Nanni Rocca e donato al Santo Padre dalla cittadinanza di Oristano in occasione della sua visita pastorale in Sardegna del 18 ottobre 1985. Raggiungeva la lunghezza di 120 centimetri. E poi ci sono quei rosari di Nanni Rocca che sono stati realizzati per vari presidenti della Repubblica Italiana, ministri, per alte personalità del mondo della politica estera. E questi primi 6 momenti rientrano in questa collezione che nel segno del sacro porta bellezza e un lavoro attento, minuzioso, nei dettagli, che valorizza, che pone l'accento su una fantasia che nasce appunto da un'esperienza che si tramanda. Rosarios, momenti di fede che nel prezioso e delicato momento davvero riescono a stupire, a incantare, a lasciare il segno. E questo primo momento dedicato proprio al sacro, immerso nel bello, ritaglia davvero una fede che ha valore soprattutto nella bellezza. Questo applauso giustamente sottolinea l'incantesimo.
dedicati ai Rosarios, l'arteografa di Nanni Rocca contrappone Prendas contra Sogu Malu, una collezione che contiene oltre 200 gioielli scaramantici dei sardi, e gli amuleti di Nanni Rocca sono presenti in 3 musei in Sardegna. La sua mostra itinerante viene esposta in Italia e all'estero, e oggi, in occasione della ricorrenza di questa mostra, che nel suo primo ventennale itinerante fa tappa a Sassari, propone le collane di Mores, composte da amuleti di vario genere, coralli, conchiglie, frammenti di vetro, campanelli, denti, corni, fino ad un massimo di 20 elementi, e si appendevano al collo dei bambini e delle donne per proteggerli contro il malocchio. E vedrete proprio 6 momenti che fanno parte di questa collezione e che include anche sos sonazzolos, sonagli per bambini, che vedete che portano in mano le nostre ragazze, che col loro tintinnio allontanavano la mala sorte e auguravano una prospera fortuna. E la coniugazione del verbo, ovviamente noi oggi la vogliamo declinare a un futuro, affinché possa essere di augurio anche per tutti voi e di prospera fortuna in avvenire. Rosarios e Prendas contra Sogu Malu. È un momento sospeso e questo tintinnio continua a produrre il suo effetto magico che la credenza popolare vuole proprio rimandare a un significato avvolto nel mistero. E per chiudere, l'arteografa di Nanni Rocca porta alla vostra attenzione il gioiello di Eleonora d'Arborea, riprodotto dopo un'accurata ricerca storica, reperendo diverse immagini da quadri e stampe d'epoca raffiguranti Eleonora d'Arborea. Si tratta di una gioia in filigrana d'oro con granati e microperle, realizzato interamente a mano. Viene indossato durante la Sartiglia, nel periodo 2007-2014, con una costanza, dalle ragazze che vestono i panni della giudicessa durante la manifestazione, che è uno dei momenti più importanti della grande festa che si rinnova ogni anno nel cuore dell'isola, ai bordi dello stagno che dà origine a Oristano e alla sua storia. Un applauso all'arteografa di Nanni Rocca, che ci raggiunge sul palco davvero in un momento così particolare. Un applauso fortissimo, fortissimo a una storia che viene rappresentata
davvero con questi richiami che ci portano dentro la tradizione, ma che ci fanno anche sentire orgogliosi quando noi portiamo la nostra tradizione, la realtà che voi riuscite a mettere davvero dentro questi significati, anche oltremare, davanti alle alte personalità e a chi ha voglia di stupirsi di fronte a tanta bellezza. Complimenti a Nanni Rocca, complimenti alle nostre ragazze che vi lasciano ancora un ricordo di questo passaggio. Sospendiamo questa musica che ci ha sospeso e facciamo un bel applauso anche perché adesso abbiamo motivo invece per attraversare altre corde, altri ritmi. C'è quella musica gitana che muove sempre, no? Porta alla